Ciccione, chi ne ma? Gioca ancora con i miei padri quando sono fuori io ti massacro. Schifo. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per il terzo episodio della Road to Legenda. Innanzitutto, come potete vedere ragazzi, ho cambiato le truppe che utilizzo. Allora, io prima utilizzavo solamente barbari arcieri e con barbari arcieri, come avete potuto vedere nell'episodio scorso, sono arrivato in Lega Titano. Purtroppo dalla Lega Titano in poi le cose iniziano a cambiare un po', infatti tutti i giocatori che trovo hanno almeno il Town Hall all'11 totalmente maxato e praticamente hanno il cannone al 2 e tutte le fanno multiplayer, perciò usare le barce non dico che sia impossibile, però rischio veramente tantissimo e quando failo faccio meno 35 e meno 35 coppe sinceramente non è veramente il top. Vi faccio vedere una difesa che ho vinto ieri sera. Praticamente mi sono addormentato, dovevo fare sessione però ragazzo il sonno mi ha preso. Allora, questo nostro amico si chiama Depp e praticamente mi ha attaccato dall'alto. Lui ha failato perché praticamente non ha distribuito le truppe in modo omogeneo in tutta la parte superiore del villaggio, ma ha concentrato tutto sopra. Un altro grande errore ragazzi, i P.E.K.K.A non vanno messi così, cioè tutto in un unico punto, perché ok, mi metti 3 P.E.K.K.A su un unico punto, però vanno tutti e 3 su una caserma, è inutile. Allora facciamo un po' zoom out ragazzi, stava per steccarmi il cannone e praticamente dopo me lo stecca anche. Allora ragazzi, come avete visto, lui non ha pulito bene la parte superiore e il suo re ha iniziato a girare. E poi abbiamo la sua regina che mi ha fottuto anche in nero, maledetta. Ecco ragazzi, come potete vedere mi è uscito il golem che dovevo utilizzare in attacco. Praticamente mi ero addormentato, ho detto vabbè, alla fine anche il golem in difesa non è male. Come potete vedere ragazzi, il golem, dato che ha un casino di vita, dà un fastidio a boia alla sua regina che ha il 30 manco maxata. E ecco qua, ha già usato la sua abilità, perciò ciao regina. Regina contro golem, si fa steccare la regina. E come potete vedere qua ragazzi, i golem senza i maghi dietro sono inutili, fanno un giro. E qua ha fatto un bellissimo fail, è arrivato al 42% e stava veramente piangendo perché perdere 31 coppe a... Questo qua era anche a Titano 2, perdere 31 coppe a Titano 2 è come buttare via 6 ore di gioco e vi garantisco che non è il top. Dopo vi faccio vedere anche questa difesa qua, stessa difesa, anzi qua avevo un mastino in difesa, purtroppo sto qua è stato più furbo, mi ha attaccato da davanti e da davanti mi ha sfondato. Allora, potevo vincere questa difesa se avevo tipo questo stregone al massimo e anche questa torretta al massimo e anche questo cannone al massimo, perché praticamente per poco non filava praticamente, ecco. Allora, questo innanzitutto è stato un pochino già più furbo rispetto a quello di prima perché ha distribuito in modo più omogeneo i suoi golem e dopo è entrato al centro del villaggio. In questo caso dal basso non avevo tantissime difese, perciò è il lato che consiglio se dovete attaccare un villaggio del genere. E se dovesse trovare voi in mappa il mio villaggio, non attaccatemi, filate apposta per regalarmi coppe ragazzi. A parte scherzi, no comunque se lo fate mi farete veramente un gran piacere. A parte questo, continuiamo a vedere la difesa. Allora, è arrivato praticamente al Town Hall. Ecco ragazzi, vicino al Town Hall mettete tanti scheletrini perché sono odiosi, fastidiosi. Ecco qua, scattato un altro scheletrino e ecco i golem, sì, golem, il re ha praticamente girato. Purtroppo i scheletrini sono già morti tutti e la regina 40 mi ha steccato il Town Hall. E qua abbiamo anche la mia di regina che... Perché cazzo ti metti dietro? Ma che cavolo? Ma sei stupida! Si è messo dietro la Tesla! Ma che problema? Vabbè, qua abbiamo il suo nuovo re all'1 che non fa praticamente niente. Fa solamente accarezze per 4 destroyed by cannone cazzone. Ok, ha fatto 40%. Ora vediamo se vuole fare qualcosina di più. No, si arrende al 40%. Allora ragazzi, come potete vedere le mie battaglie sono quasi tutte vinte. Ieri ho filato una volta e basta. E praticamente vi faccio vedere un attacco molto bello, questo qua. Allora, da Titano 3 cambia veramente tutto, come ho già detto prima. Qua abbiamo solamente gemmoni, praticamente sto qua c'ha già il nuovo re a livello 20 e anche il cannone a livello 2.
Allora, questo qua aveva una difesa un po' strana, maledetto, si era messo delle bombe giganti qua. Mamma mia, sono stato furbo perché ho avuto già esperienza in questo caso e ho messo prima i golem. E in questo caso io le ho fatte anche scattare e sono entrato al centro del villaggio. Purtroppo, penso che durante l'attacco non mi sono giocato bene le mie pozioni. Se me le giocavo bene, probabilmente c'era la possibilità che ci fosse anche la terza stella. Ok, facciamo per due. Allora, i maghi steccano un po' tutto. Purtroppo mi erano esplosi alcuni maghi con le bombe giganti. Ecco ragazzi, sono arrivato a 53-54. Facciamo per 4. Ecco ragazzi, avevo praticamente quasi distrutto tutte le difese del villaggio. Mancavano solamente le difese del lato sinistro. Ciccione, chi ne ma? Ragazzi, è entrato il ciccione. Ciao. Vai via! Maledetto, ti picchio. Gioca ancora con i miei iPad quando sono fuori io ti massacro. Schifo. Ok ragazzi, ora andiamo a fare un attacchino in live dato che ho ancora lo scudo. Allora vi faccio vedere che le battaglie, la ricerca della battaglia, nonostante gli aggiornamenti della Supercell, sono ancora abbastanza lunghi. Non dico che erano lunghi come quella di quest'estate, perché praticamente quest'estate doveva essere un'ora così perché mi trovassi una partita. Ora ci mette dagli 40 ai 2 minuti a Titano 3 ragazzi. Ecco, 6 coppe. Che me ne faccio di 6 coppe? Ok ragazzi, mi sono rotto i cocomeri di cercare. Allora, questa è una difesa, non dico stracazzuta, però non è neanche facile. Allora, innanzitutto ho solamente una pozione salto. Ta ta ta. Pam, sticcata, vabbè, i muri e l'otto sono penosi. Pam, sticcata. Ok, sei filo su un coglione, sono filo su un coglione. Tacate, 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 tacate. Ma che cazzo ho messo il re barbaro? Credevo fosse un altro gol. Sono un coglione. Tacate, tacate. Ora speriamo di non failare. Ok, entrate velocini, dai, veloci, 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 veloci. Entrate, steccate qualcosa, ragazzi. Cioè, qua c'è poco da fare. O stecco io o mi steccano loro. Cioè, dai, dai, dai. No, re barbaro stava morendo. Attiviamo l'abilità del nuovo re. Non ancora, non ancora. Non ancora, appena i maghi sono in difficoltà. Ok, Town Hall è nostro, ragazzi. Ok, no, vabbè, il 50% è nostro. Attiviamo l'abilità del nostro nuovo eroe. E la strega, dov'è la regina? Era davanti al nuovo. Qua fa pensare tutto male, ragazzi. Vabbè, il 50 ce l'ho. Tentiamo in un 100, ragazzi. Penso che sia abbastanza difficile in un 100% in questo villaggio. Ma vediamo se c'ho culo oggi. Magari, mamma mia, ragazzi. Speriamo bene. Porca puttana. Forse. Non lo so. È difficile qua. È tanto difficile. Minzega. Oh my god. Oh my god. Maybe today I can. Oggi faccio 3 stelle su qua. Speriamo se la regina non muore prima qua. Ma che cazzo tiri? Al depo, mamma mia. Guarda. Fanculo. Non faccio 3 stelle. Solo per sfiga qua. Boia cazzo ragazzi. Non c'ho voglia di felare in una maniera così. Rimane l'ultimo cannone. Non posso. No. No. Il nuovo re non fa niente di attacco. E prende quel cavolo di estrattore di elisir. Maledetta quella volta. Perché non ti hanno fatto con un pochino di danno in più? Madonna ragazzi. 89% potevo fare la terza stella se non mettevo prima per sbaglio il re barbaro. Vabbè, ci accontentiamo. Come potete vedere la Lega Titano 3 da ben 280.000 di oro, 280.000 di elisir. Purtroppo mi hanno dimezzato notevolmente il quantitativo di elisir nero. Prima di questo aggiornamento me ne davano anche 3.500, 3.800, ora non mi ricordo bene.
Oh cazzo, sono già in guardia, porca puttana. Mi staccano tra 3 ore e 57 minuti. Oh, bello insomma. Allora, vediamo un attimo. Attualmente i primi in Italia è Eric Frey, perciò dobbiamo beccarlo prima o poi. Allora, attualmente siamo classificati come 411esimo in 414esimo in tutta Italia. Durante queste vacanze dovrò nerdare come un pazzo, perciò ragazzi vi chiedo il massimo supporto da parte vostra, perciò mettetemi tanti like per questo video, come tutti gli altri video come si chiamava? Road to Legenda, almeno 10.000 like. Ok ragazzi, questo era tutto per il video di oggi, come al solito spero vi sia piaciuto, lasciatemi un bel like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video.